Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Spettacolo mercato, Batman Napoletano ritorna una serie del calciomercato perché abbiamo una notizia su Bremer, difensore attuale della Juventus, che è il club che andremo ad affrontare oggi. Tra l'altro tengo un'ansia pazzesca, Napoli-Juventus, mamma mia. Speriamo che avvicini, speriamo. Se volete la pre-partita, l'ho fatto ieri, l'ho caricato ieri verso le 10:30 più o meno. E se volete andatelo a recuperare. E mettete mi raccomando like. Vabbè, in pratica attualmente il difensore della Juventus, Bremer, attualmente è infortunato. Però già dalla scorsa estate ha avuto qualche chiamata da alcuni club inglesi come il Tottenham e il Chelsea. Partiamo dal fatto che Bremer ha un contratto fino al 2026, a 28, scusate. Dovrebbe costare circa 60 milioni. E a livello di sterline, moneta inglese, sono circa 52,7 milioni di euro. E, il Tottenham e il Chelsea non vorrebbero acquistarlo per gennaio, ma per giugno, nel mercato estivo, perché attualmente è infortunato, quindi sarebbe un po' inutile andare a prendere un giocatore perché poi non lo fai giocare essendo che è infortunato. Quindi diciamo che è un po' inutile. Quindi diciamo che fossi scemo il presidente del Tottenham e del Chelsea. E vabbè, comunque piccola cosa che mi sono scordato di dire a inizio video, vedete sempre questa parte perché sto registrando contenuti la mattina verso le 9, mo sono le 9:58, quindi sono le 10. Il primo video che ho fatto l'ho fatto 20 minuti fa. E penso di farlo uscire verso le 11, 11 e mezza, mezzogiorno. E questo lo farò uscire. Allora, mettiamo caso il primo lo pubblico alle 11. Questo qui lo dovrei pubblicare un paio d'ore dopo. Quindi verso l'una, l'ora di pranzo lo pubblico. Però, vabbè, continuiamo. Vabbè, il Tottenham rispetto al Chelsea ha ha un vantaggio perché il giocatore al momento non vuole lasciare la Juve, però diciamo che se vuole lasciarla a giugno, preferisce delle squadre che c'è una squadra tra virgolette storica che ha vinto un trofeo nella scorsa, almeno minimo un trofeo nella scorsa stagione. Certo, voi direte, ma ha vinto il mondiale per club, la Conference League e tutto, però preferisce anche il Tottenham, non solo a livello di trofei, ma anche, diciamo, ha una preferenza sul Tottenham rispetto alle altre squadre. Poi, ovviamente, se ti viene il Manchester City, il Real Madrid di turno, il Barcellona di turno, è ovvio che si va a scegliere quello, non si va a scegliere un Tottenham o un Chelsea, si va a scegliere Manchester City, Liverpool, il Real Madrid e Barcellona. Vabbè, il Tottenham, no scusate, il Chelsea vorrebbe offrire in estate una cifra intorno ai 40-42 milioni di euro, bonus compresi, di sterline, per il giocatore. Quindi in cifra italiana, in euro italiano sarebbero una cinquantina di milioni, più o meno. Bisogna vedere la Juventus se fissa un prezzo fisso, cioè minimo devi pagare quello, oppure
non dà un prezzo fisso e magari fa per esempio per le squadre estere 70 milioni, minimo 70 milioni, e per le squadre italiane 50, non lo so. Però, vabbè. Fatemi sapere, tifosi della Juve, qui sotto che ne pensate. E mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!